in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali con la rubrica Sportello Pensionati, rigorosamente in diretta ogni mercoledì alle 18:15. Gli ospiti di oggi sono Silvano Dentesano, che è segretario dell'FNP CISL dell'Udinese, e Tiziano Manazzone, agente sociale sempre dell'FNP dell'Udinese. Buon pomeriggio, come state? Tiziano, era da un po' di tempo che non ti vedevo nei nostri studi. È un piacere ritrovarti qua. Grazie. Tanto più che sappiamo come stai lavorando anche a Martignacco, sei particolarmente ricercato in quella zona, Sì. no? Hai tanto lavoro? Sì, Sì. anche adesso comincerò a Fagagna a vedere. Che Adesso anche a Fagagna? Vado a Fagagna a sostituire uno che ha già più di 80 anni e ha fatto già più di 24 anni l'agente sociale. Una bravissima persona, però adesso ha problemi proprio di salute. Sì, beh, è un lavoro particolarmente impegnativo, cioè sì. lavoro. È Sì, tutto, ricordiamo, volontariato. tutto volontariato, quindi un impegno molto, molto importante. Certamente, Tiziano diciamo che può essere considerato un esempio di quella che è l'attività degli agenti sociali, no? Ma io con la mia presenza anche vorrei salutare tutti gli altri agenti sociali e collaboratori, insomma, che danno un po' del loro tempo per l'assistenza agli iscritti, agli anziani, ma soprattutto ai cittadini tutti attraverso gli sportelli che sono aperti un po' nel territorio, insomma, ecco. Ecco, Silvano, ci sono delle comunicazioni, no? Che vanno date soprattutto in questa parte di trasmissione. Cominciamo da cosa? Dalle pensioni, no? Beh, cominciamo innanzitutto col termine dello stato di emergenza. I pagamenti delle pensioni torneranno a partire dal 1° di aprile, quindi con il ripristino della vecchia modalità di riscossione. Quindi non più, diciamo, 4 giorni precedenti al 1° del mese, con diciamo l'alfabeto in ordine alfabetico, ma riprenderà normalmente dal 1° di aprile. Poi abbiamo il termine per la presentazione di domande di riconoscimento dei lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2022 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Quindi sappiamo benissimo che qua i requisiti dei dipendenti sono 35 anni di anzianità contributiva, 61 anni e 7 mesi di età e poi diciamo la quota età contribuzione 97,6. Invece per gli autonomi sono sempre 35 anni, 62 e 7 mesi di età, 98,6 quota età contribuzione. Poi in riferimento a questo accesso alla pensione c'è tutta una serie di requisiti che vanno verificati naturalmente con il patronato, e come per i lavoratori che hanno svolto lavori notturni a turno con definizione dei giorni lavorativi e dei lavoratori che hanno prestato attività notturna invece pari all'intero anno lavorativo. Quindi chi pensa di essere e di avere questi requisiti è bene che si presenti a un patronato, perché il 1° maggio del 2022 bisogna fare la domanda, insomma, ecco, per l'accesso e il riconoscimento di questi lavori. Poi abbiamo anche una comunicazione che è molto interessante, perché è il limite di reddito per il diritto della prestazione di invalidità civile. C'è una sentenza della Corte di Cassazione che ha dato torto all'INPS, perché la posizione dell'INPS prevedeva alla domanda la presentazione del reddito imponibile assoggettabile a IRPEF al lordo degli oneri deducibili, quindi tutto il reddito IRPEF. Mentre la Corte di Cassazione ha determinato che deve essere dichiarato il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
al netto degli oneri deducibili indicati dall'articolo 10 del TUIR, per esempio le spese sanitarie, contributi assistenziali e previdenziali, poi gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, eccetera. Quindi c'è una sostanziale differenza per le presentazioni delle domande e le presentazioni dei limiti di reddito. Ecco perché sono importanti queste comunicazioni di servizio ed è bene farle, no, in apertura di ogni Sono molto, soprattutto l'ultima adesso è molto interessante perché presenta proprio i limiti di reddito. Con una differenza che se uno ha 74% di invalidità civile c'è un reddito che è 5.000 e qualcosa, se uno invece ha il 100% di invalidità civile è 17.000 e qualcosa euro di limite. Sì, cioè, se supera quello non ha diritto all'invalidità come economica, no? Come discorso di pensione. Ecco, qui parliamo di reddito imponibile chiaramente, sempre, non di sé, che non ha niente a che vedere. Volevo aggiungere due cose sull'informazione. Una riguarda il CAF soprattutto. Il 30 di marzo era stato fissato per fare il RET. È stato prorogato fino al 20 aprile. Però chi devono fare il RET, per capire? Tutti quelli che hanno pensioni estere, anche se fanno il 730, devono fare il RET. Quindi chi l'ha già fatto stia tranquillo, chi non l'ha fatto è meglio che lo faccia. E in più tutti quelli che non fanno il 730 o l'unico, che però hanno delle maggiorazioni o sulla pensione o hanno gli assegni familiari o hanno l'integrazione al minimo oppure hanno anche la 14ª, perché sono tutte situazioni che sono collegate al reddito, quindi ogni anno questi, se fanno il 730, sono a posto, l'INPS controlla su questo, se no devono fare il RET. Altra cosa che aggiungo, sempre per il CAF, è che l'ISEE, che adesso bisogna fare tutti quelli che per l'assegno unico, che hanno figli, anche quello è meglio che lo facciano il più presto possibile, perché se la domanda va presentata entro giugno, e parte col 1° di marzo. Se loro aspettano di fare l'ISEE, poi partirà l'assegno dal momento, dopo di giugno, dal momento in cui lo fanno, o dal mese successivo. Sì, quindi è meglio prendersi per tempo. Altre cose da avvisare, che sono già aperte le prenotazioni per fare i 730, che quest'anno saranno fino a settembre i tempi, ma fatelo subito, non aspettate gli ultimi giorni, e anche per l'unico che è fino a novembre. Se nei sportelli chi si rivolge, ad esempio noi a Martignacco abbiamo 2 volte o 3 volte alla settimana, se non c'è quell'orario telefono a Udine e a Udine sono in grado di prendere gli appuntamenti per tutte le zone dove loro vogliono fare il 730 o l'unico. Ecco, queste sono alcune Poi se per me volevo aggiungere 2 cose che mi interessano soprattutto. Tiziano, guarda che la trasmissione è ancora lunga. Comunque se vuoi farle subito. Allora, io purtroppo mi succede tante volte di fare delle reversibilità. Chi fa le reversibilità ha diritto anche agli reati maturati e non riscossi. Però se quello che è defunto è un vedovo o una vedova, oppure era uno non sposato, i reati maturati l'INPS non glieli dà a quella persona perché non c'è più, e allora bisogna che i figli oppure gli eredi facciano la domanda di reati maturati e non riscossi. Adesso siamo nei primi mesi dell'anno, ma vuol dire che per ogni mese si fa un 12° di ogni mese, che spettano a queste persone. Molte non le fanno. Io capisco chi è morto in gennaio, dice sono 4 soldi più stare a fare tutte le carte, ma chi invece i soldi cominciano ad essere e hanno bisogno quando purtroppo uno è deceduto. Un'altra cosa che mi sta succedendo, e avviso le persone, chi ha pensioni estere, gli faccio un piacere, io gli auguro di vivere 100 anni, anche di più, perché meritano, che hanno fatto 1000 sacrifici andare a lavorare all'estero, però che lasciano a casa un'indicazione di dove hanno lavorato e in che periodi. Perché succede tante volte quando facciamo anche le reversibilità
che la moglie o il marito non si ricorda più in che anno ha lavorato, e le case pensionistiche estere, quando noi facciamo la domanda, ci chiedono tutte queste informazioni che tante certo, volte... per poter ricostruire un po' ricostruire tutto, no? la domanda. Se ti mancano delle date, delle indicazioni. Ecco, questa era... Dopo lascio magari adesso... riprendiamo, no? Sì. Anche nel corso della trasmissione. Ritorniamo a Silvano, perché sì, Silvano... volevo dare anche un'informazione relativa un po' alla trasmissione della settimana scorsa per quanto riguardava la domanda di isopensione. E tra l'altro, Silvano, guarda caso, c'è proprio avanzato un messaggio dalla scorsa settimana e noi abbiamo annunciato che avremmo dato appunto risposta oggi. Volevo sapere, a datore di lavoro, costa di più il contratto di espansione o l'isopensione? Ecco, allora, quindi magari non c'entra con in pieno con l'argomento che vuoi affrontare, però dobbiamo, cioè, in questo caso puoi dare anche la risposta quando parli dell'isopensione. Ecco, io non mi ricordavo la seconda richiesta, però sull'isopensione, allora, diciamo che l'isopensione è una modalità in cui il lavoratore può accedere alla pensione, diciamo del settore privato, le aziende con un organico superiore ai 15 unità, poi possiamo capire bene il perché, sì. Queste persone possono aderire a un sivolo pensionistico pagato interamente dall'azienda, sì, in attesa della maturazione dei requisiti per la pensione. Con non più di 7 anni. Però. Ecco, no, infatti volevo arrivare, fino al 2018 erano 4 anni, sono stati estesi a 7 anni, quindi l'azienda dovrà versare, oltre all'assegno, anche la relativa copertura contributiva pensionistica a tutela del lavoratore fino al diritto dell'assegno di quiescenza definitivo. Naturalmente, in questo caso è necessario un accordo sottoscritto dall'azienda con le organizzazioni sindacali, finalizzata naturalmente alla gestione di questi esuberi, perché in fin dei conti si tratta di esuberi. È chiaro, perché ho detto prima 15 unità, perché è chiaro che le piccole aziende, per sopportare il costo di 7 anni sia dell'assegno e sia della contribuzione, è sicuramente un fardello un po' pesante, no? Ecco, quindi è chiaro che a questo punto sull'azienda poggia tutto l'intero onere, diciamo, economico, no? Dovendo trasferire tutta la necessità finanziaria all'INPS per dar corso naturalmente al pagamento sia della quantità della pensione sia dell'accredito dei contributi necessari. Ecco, quindi io direi che per quanto riguarda l'isopensione, l'onere, quindi fino a 7 anni, è a carico dell'azienda, quindi sicuramente è un onere pesante. Diciamo che dal 2018-19 più che altro ha riguardato gli istituti bancari, che si sono trovati con un esubero naturalmente di persone e che hanno accesso a questo strumento di isopensione, contribuendo diciamo in maniera sostanziale alla prosecuzione dell'assegno, della mensilità, insomma più la forma contributiva, ecco. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Direi che possiamo dare anche il via alle telefonate, poi continuiamo a parlare 0432 57 3517 oppure solo sms al 351 570 5687. Prego Silvano. Per quanto riguarda il contratto di espansione, l'unica differenza è che questo si applica in aziende che abbiano almeno 250 lavoratori in essere, o può esserci anche un'aggregazione di aziende che può fare richiesta, diciamo, di questa modalità di anticipo di pensione. Ecco. Quindi, qui sono 5 anni. Invece. Esatto, e quei sono 5 anni. Ecco, così abbiamo fatto la differenza. Esatto, quindi medie aziende e poi invece aziende con più di 250 lavoratori, 5 anni per la richiesta o aggregazione di imprese.
Ecco, c'è ancora un messaggio. Lavoro ininterrottamente dal 1° novembre del 1980. 3 anni nel privato e rimanenti nel pubblico come insegnante. Ho presentato domanda di pensione in ottobre, al momento nessuna risposta. Mi devo preoccupare oppure i tempi sono questi? Grazie, Elena. Beh, la prima richiesta sarebbe a chi ha fatto domanda di pensione. È un uomo o una donna? Non capisco. Elena. Ah, Elena. E quindi dovrebbe avere 41 anni e 10 mesi, poi 3 mesi di finestra. Ha presentato Naturalmente la domanda va presentata 2 mesi prima, se la presenta prima gli rispondono che non ha diritto, quindi se non ha avuto nessuna risposta non deve preoccuparsi, vuol dire che stanno elaborando si informi magari al patronato dove ha fatto la domanda, per essere più sicura, perché l'ha fatto certamente... sì, perché ha presentato domanda in ottobre, però al momento non le hanno risposto niente. Sì, lì gli avranno fatto una... perché col computer possono loro trovare il giorno preciso in cui lei va in pensione, con i programmi che ci sono oggi, e quindi gli dovrebbero aver detto anche di preciso quando va, che mese preciso. Dopodiché la domanda, ripeto, va fatta 2 mesi prima, quindi può darsi che, non so dove l'ha fatta, che gliela consegnano 2 mesi prima. Non sappiamo, se vuole telefonarci, magari la signora Elena, che così può parlare direttamente o con Tiziano o con Silvano, insomma. Perché diciamo che se ha fatto la domanda tramite un patronato, si richiede l'EcoCert, dall'EcoCert viene fuori sistematicamente se i contributi versati bastano o non bastano, addirittura sotto l'EcoCert c'è la specifica proprio... sulla richiesta, quante settimane? Quante settimane mancano? Evidentemente io penso che se non è stata data la risposta probabilmente c'è una mancanza di requisiti, però dovrebbe essere data la risposta. Ecco, diciamo che se viene effettuata questa domanda tramite un patronato, sicuramente insomma si ha la risposta deve in tempi chiedere abbastanza loro, brevi. Può darsi che l'abbiano lì, la presentano 2 mesi prima anche, no? Potrebbe anche essere così. Quindi bisogna verificare in che dove istituto ha fatto la domanda. Quindi vede, signora Elena, le conviene a questo punto cosa fare? Dare da quel patronato, telefonare e sapere se ha fatto di direttamente preciso, con l'INPS. se ha fatto da solo, allora bisogna fare... Il patronato ha anche un programma che gli dice preciso quanto deve andare. Esatto. Ma voi state facendo un corso per prepararvi a dare le risposte così? Sì. State seguendo, no, dei corsi, altrimenti guai. Tiziano, che deve essere sempre... Diciamo che noi diamo delle indicazioni, no? Cerchiamo di dare delle indicazioni il più possibile precise, ma poi l'invito poi che è stato fatto... andate da questo o da quello. In alcune situazioni, non tanto per una pensione anticipata, lì ci sono i 42 anni e 10 mesi, però ci sono tante altre situazioni che quando diciamo c'è l'età 60 anni, ecco, possiamo dare un'indicazione 60-70, è bene comunque che almeno una volta si faccia la certificazione, l'EcoCert presso l'INPS, in modo da sapere bene quali sono i termini poi per andare in pensione e per chiedere la domanda. Perché molte volte, soprattutto, devo dire, nei lavori usuranti, che è una tipologia di pensione molto difficile. Sono tante cose a cui rispondere. Esatto, anche, no? Ci sono dei termini ben precisi. Quanti anni di lavoro, che lavoro fanno. Ad esempio lì io ho provato con i gravosi, mi è successo che rientravano nei gravosi, però l'azienda per premiare queste persone li aveva passati impiegati e essendo impiegati non prevedevano che facessero il lavoro gravoso. E quindi l'INPS non gli ha concesso i 41 anni, ad esempio, proprio perché erano stati inquadrati, che tante volte è stato fatto per la fedeltà della persona. Sì, dare il premio. Però quindi... in questo caso qua non è prevista che ci sia, lì sarebbe da fare, però questo è il dato di fatto. Fatta la domanda, l'INPS l'ha respinta perché le carte che ha riportato l'azienda, perché per fare queste domande bisogna andare anche in azienda e prendere e far fare tutta la documentazione, e lì è successo questo fatto. Volevo, se c'è tempo, Tiziano, parlare di 2 cose. A me ha colpito molto quando abbiamo avuto il Covid,
vedere l'RSA, tutte le persone che purtroppo ci hanno lasciato. Chiedo scusa Tiziano, sentiamo chi c'è in linea, sì, perché sai che diamo priorità, no, alle telefonate, poi riprendiamo quello che stavi dicendo. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Sergio della Savia di Tarzento. Buonasera. Sì, allora reclamavi se riesce a rispondere a che informazione qui per piacere. Sì. Cioè, io voglio capire vi a recuperare i 3 anni di scuola professionale dal Bearze, di meccanica, e vedo come contributo figurativo per la pensione. È possibile? No, C'è qua non un sono frequentatore stato, del Bearze. sono recuperabili solo i corsi universitari quando sono fatti, ma purtroppo mi è successo diversi casi che le scuole professionali non avendo avuto, non sono state riconosciute come recupero nei contributi in pratica. Purtroppo per tanti... Perché i 6 di persone che prendono i 6 di persone prima del 96 che hanno avuto il riconoscimento. Io ti dico adesso, quelli di prima Ma del prima dal 96, 96, cioè che avevi lavorato prima? Se prima del 96, che hanno fatto la domanda prima del 96, hanno avuto, e che di dopo con la Cordero... E sono cambiati le regole, no? Le normativi. Esatto. Sì. E attenzione a non confondere i lavori precoci. Che i lavori precoci sono lavori precoci, l'iscrizione a scuola professionale è un'altra scuola. Comunque, per dire a Siora che ho frequentato al Bearzi, e purtroppo non ho potuto, insomma... Sì, perché io ero stato 5 anni fa all'INPS e mi hanno risposto picche. Sì, esatto. E mi hanno detto che all'era di fare la domanda prima del 96, perché dopo hanno fatto una legge retroattiva. Esatto. Allora noi di fare. Esatto. Continua a lavorare, via. Ecco, quanto le manca ancora? Allora, io ho il speed lì dalla Pueste, allora a dicembre mi viene fuori che posso là il 30 di settembre. E come mi viene fuori, se sta chiamato al 3D, mi viene fuori il 1 di dicembre. E allora, a post ormai mese andiamo. Saranno probabilmente Ti settembre. La verità, perché sei un po' stracotto. Forse sono i 3 mesi della sì, finestra. Forse ti ha detto, hai maturato il diritto a settembre, prima di agosto, sì, settembre, ottobre, novembre. E dopo vai in prendi la pensione. Sono i 3 mesi di finestra. Sono i 3 mesi di finestra. Che sono ma allora cadesi subito che sono 43 anni, un no, mese. Ma un volente può finire anche a settembre e dopo che va la pensione. No, non lo chiappa i bes. Non chiappa i bes, no. Ma quando eri le finestre lunghe, è capitato che qualcuno ha detto io basta e prendo la pensione più tardi, magari ha preso la liquidazione. Abbia un po' di pazienza, un anno passa in fretta. Mi metto ancora in pace e continuo a lavorare. Bravo, lavorare. Ma cosa pensa dopo un domani che va in pensione di finire di lavorare? Ma no, bisogna lavorare, continuare a lavorare per mantenersi in forma. Ecco, no? Io volevo dire questo. Grazie per aver chiamato, mi scusi per la battuta, ma la buttiamo un po' così per sdrammatizzare, va bene? Grazie Mandi. Grazie Mandi. Volevo dire 2 cose su questo fatto. Tutti abbiamo assistito purtroppo a cosa è successo, che non è ancora finito col Covid, no? Nell'RSA tutte le persone che sono mancate e purtroppo anche con difficoltà di avere rapporti con i propri familiari, perché sappiamo che c'erano le restrizioni, i familiari non potevano neanche andare a trovarli e con una situazione in cui io ho assistito, perché avevo una persona che era dentro una casa di riposo, che si organizzavano i familiari giustamente per vedere come sopperire a questo, perché trovarsi uno che è ammalato, che in un posto dove non conosce, non è il suo ambiente, e in più non vedere i propri familiari è veramente una cosa pesante. E quindi come hai fatto? Quindi come hai fatto? Cioè questo è solo... No, lì dopo ti facevano trovare a una distanza. Già io gli apparecchi, quella persona aveva anche gli apparecchi che magari in casa di riposo e si faceva a motti, per dire. E questo mi ha colpito molto perché
noi dobbiamo cercare, noi siamo fra l'altro un sindacato dei pensionati, queste cose qua ci prendono veramente a cuore. E allora io facevo un ragionamento di questo, si sta discutendo tanto, no, giustamente, che questa è la soluzione migliore, quello di ampliare l'assistenza domiciliare. Si parla di assistere le persone non autosufficienti con infermieri di comunità, con fisioterapiste che vanno a aiutare la persona direttamente a casa. A me è capitato un caso, per fare l'esempio, di una signora è venuta a fare la domanda per suo papà, gli ho detto ha avuto il 100%, può lei avere, perché già per avere gli ausili basta avere il 34%, può avere il carrello, la carrozzina, e lei mi ha detto no, io domani vado dal fisioterapista e faccio fare le fisioterapie a mio papà, che io non voglio che si adatti lì. L'ho trovata dopo 2 mesi per caso e mi ha detto guarda che ho avuto effetti, è stato un caso magari questo, ma per dire che se noi abbiamo tutta una serie di servizi a domicilio, le persone e quindi che questi servizi poi siano a portata dei familiari che vanno a richiedere. Certo. Allora qui c'è stata una commissione a livello di Parlamento che ha discusso per migliorare la sanità sul campo dell'assistenza domiciliare. Il decreto ministeriale 71. E dovrebbe essere, e io spero che pian piano queste cose partano. Ecco, io credo che anche noi come sindacato unitariamente, anche negli incontri che facciamo con i comuni, dobbiamo capire a che punto è questa assistenza domiciliare, perché è una cosa che ci interessa, che è il nostro compito, fra l'altro, come sindacato, quello di aiutare soprattutto quelli che sono i più in difficoltà. Facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Silvano, prima di magari agganciarci, no, che dovevi fare delle osservazioni, aggiungere delle cose a quello che ha detto Tiziano per quanto riguarda l'assistenza domiciliare. Ecco, ci sono delle iniziative, delle iniziative per quanto riguarda il comune di Udine. Allora, per quanto riguarda il comune di Udine, visto che io poi diciamo sono un po' il responsabile del territorio, no? Quindi sto parlando appunto locale. Allora, abbiamo instaurato un rapporto fiduciario nel comune di Udine per quanto riguarda alcune iniziative. Allora, le prime 2 sono state i buoni sconto a autobus che hanno fatto il loro percorso. Secondo, molto interessante, i buoni sconto sulla fruizione e i buoni taxi. Ecco, lì ci è stato chiesto un intervento, insomma, per cercare di ampliare un po' la platea, perché il regolamento era datato 2016. Ecco, abbiamo fatto un buon lavoro a livello unitario, abbiamo presentato queste proposte all'assessore Barilari e al suo ufficio, adesso verranno vagliate e portate in giunta, insomma, per l'approvazione di questa delibera. Abbiamo cercato di ampliare la platea, diciamo abbassando la soglia di invalidità al 74%, naturalmente, e anche diciamo un po' il limite di reddito, perché prima era abbastanza, insomma, c'erano 2 limiti di reddito, 8.000, 15.000, adesso abbiamo cercato di portarlo intorno ai 22.000 euro di reddito. Riferimento ISEE, naturalmente. Ecco, questa è una prima iniziativa. Seconda iniziativa che andrà in essere, ma questa è un'iniziativa nazionale, diciamo ideata e quindi organizzata all'FNP nazionale unitaria, che è all'interno di Siamo tutti pedoni, che vedrà un'iniziativa, non spaventiamoci un po' dal titolo che si chiama Alberi in Movimento, ecco, che verrà effettuata, diciamo, la giornata nazionale il 7 aprile, noi invece a Udine probabilmente la faremo il 23 aprile, sabato, e consisterà solamente nel prendere, diciamo, una quindicina, una ventina di alberi, partendo da Piazza Libertà, si presume, facendo un percorso che adesso indicativamente dovrebbe arrivare al Parco Micesio, dove questi alberi poi verranno piantati,
E quindi è un'iniziativa che dà anche un valore, un certo valore ambientale, no? Un senso anche perché la circolazione di questi alberi, no? Perché vorrebbe mettere in essere tutti un po' l'umanizzazione dei parchi cittadini, perché oggi molti parchi cittadini sono lasciati e lasciano un po' desiderare, penso al Giardino del Torso, Parco Micesio con la residenza ai Faggi, penso ad alcuni parchi che sono nelle periferie. Ecco, diciamo che l'intenzione del Comune di Udine, insieme ai sindacati pensionati, sarebbe di rivitalizzare un po' questi ambienti e umanizzare proprio questi ambienti. Ecco, quindi non, diciamo, lasciarli in gestione private o via avanti, ma dare la possibilità a tutti i cittadini, partendo dai pensionati, perché sappiamo che dopo la pandemia, ha detto bene Tiziano, le difficoltà che ci sono e che hanno incontrato a fare comunità questi anziani. Ecco, è un quindi lavoro questa difficile. potrebbe essere un'occasione, Ecco, dare in mano praticamente il controllo di questi parchi esatto, alle persone esatto. Diciamo, abbiamo pensato a dei ai famosi volontari nonni che vigili, sentono no? sì, Ecco, i nonni vigili. I nonni vigili che all'interno di questo parco danno dei segnali, perché? Perché molte volte sono frequentati da questi gruppi di ragazzi che molte volte marinano la scuola, no? E che fanno, diciamo, e che fanno più danni che non socialità o comunità. Ecco, e quindi i nonni che controllano, esatto, muniti di telefonino e avvisano. E avvisano poi. Mentre stanno leggendo il giornale tranquillamente sulla panchina. Non hanno obblighi di vigilanza, questo sia chiaro. Volevo dire che nel Covid i nostri volontari dell'Antea, se anch'io faccio parte, hanno continuato a aiutare le persone, per chi non ha nessuno che ha bisogno, a portarli in ospedale, a fare le attività. Si è fermato, ma sta riprendendo quelle bellissime iniziative che io devo ringraziare l'Anteas dove li fanno, di ritrovo degli anziani, pian piano, che sono fondamentali. Bravissimo. Le faccio un esempio, in uno di questi gruppi è stato accertato da parte della farmacia e anche dei medici che l'uso dei tranquillanti e robe del genere per dormire è diminuito, ecco, proprio perché le persone hanno bisogno di trovarsi, di parlare tra loro e di sono non rimanere tante isolati. le iniziative che stanno nascendo, che sono nate sul territorio, 10.000 passi per la salute, la ginnastica, no alla solitudine, la ginnastica Salotto che viene fatta al posto cioè che si affianca alle terapie mediche. Quindi c'è tutto un insieme di iniziative che comportano sempre movimento, no? Esatto. Va bene. E chiudiamo perché manca un poco minuto. Tempo per dire quello che riprendo il discorso di Tiziano. Allora, cosa sta facendo il sindacato? Allora, in merito alla sanità. Diciamo che il sindacato adesso a livello unitario, confederale e pensionati ha avuto una serie di incontri per definire un po' le azioni che andranno intraprese proprio per verificare e monitorare all'interno dei comuni, del territorio, naturalmente quello che prevede il decreto ministeriale 71. No? Facciamo riferimenti naturalmente a queste case di comunità, a queste case di comunità AP, a queste case di comunità SPOC. Ci sarà un prossimo incontro con il direttore Caporale proprio per capire anche un po', diciamo, lo stato d'arte di questa riforma. Ecco, perché è molto importante che il sindacato svolga un ruolo all'interno di questa riforma. E quindi si fa anche da portavoce delle istanze della popolazione. Si fa portavoce dei bisogni. Dobbiamo chiudere. Non posso fare altro che ringraziare Silvano Dentesano, segretario dell'FNP CISL dell'Udinese, grazie a Tiziano Manazzone, FNP Udinese, noi lo troviamo a Martignacco e presto anche a Fagagna. Grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri amici telespettatori, ci vediamo mercoledì prossimo, puntuali 18:15, sempre in diretta, arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.